Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Spezio Calciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi tutti quanti al canale. In questo video andremo a parlare del pre-partita d'Italia-Norvegia che si giocherà a Milano stasera alle 20:45 e poi di una notizia di mercato. Sì, dovevo farla con un mio amico, però questo mio amico ha scoperto di avere un impegno e quindi se ne parlerà direttamente qualche altro giorno, qualche altro weekend. Allora, partiamo prima dalla pre-partita di Italia-Norvegia che si giocherà a Milano, appunto, a San Siro alle 20:45. Sarà visibile sulla Rai. Secondo me il mio pronostico è un X 2-2. Vanno al gol Retegui e Esposito per l'Italia e fa doppietta Erling Haaland. Secondo me segna Retegui al 42esimo minuto e più Esposito al 60esimo minuto. Poi la doppietta di Haaland segnerà il primo gol per la Norvegia al 25esimo minuto e all'83esimo minuto. Diciamo che sarà una partita molto più equilibrata rispetto alla partita d'andata che ricordo si è giocato in Norvegia a giugno, se non sbaglio, sì, a giugno, ehm, che è finita per 3-0 per la Norvegia, che ha segnato proprio Haaland in quel contesto. E secondo me, però ci sta ancora Spalletti. Secondo me, mo che c'è Gattuso, secondo me sì, la partita può essere molto più equilibrata rispetto a quella di andata. Può essere pure che sbagli il risultato, però sicuramente la più equilibrata di giugno. Sì, sarà molto più equilibrata. Poi parliamo di due notizie di calciomercato. Mi è venuto in mente una che mi ero scordato di dirvela. Allora, la prima riguarda un attaccante del Napoli che è stato messo nel mirino del Genoa, cioè il giovane talento delle giovanili del Napoli, Giuseppe Ambrosino, che può lasciare appunto già a gennaio in prestito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni di euro il diritto di riscatto, più bonus che dovrebbero arrivare a 4, 4 e mezzo. Poi il Genoa serve un altro attaccante che cerca di far gol e cerca di far guadagnare il più punti possibili al club dei russi, nuovo allenatore del Genoa. Poi ora parliamo di un'altra notizia che riguarda il Napoli, allora sempre il Napoli, però nel calciomercato in entrata, cioè quella là di Kobe Mainoo. Allora, i contatti tra il club azzurro e il Manchester United aumentano. Il club azzurro, come riportato in altri video, ehm, può prenderlo in prestito con diritto di riscatto. No, scusate, no, diritto di riscatto, prestito oneroso con diritto di riscatto. Il prestito oneroso è stato fissato a circa 15 milioni di euro e il diritto di riscatto può essere varia dai 15, 15 e mezzo, 20 milioni, quindi un totale di circa 35, 30-35 milioni in caso di riscatto. Poi il Manchester United col prestito oneroso dovrebbe guadagnare circa 15 milioni. Il giocatore invece può prendere come stipendio circa 4 milioni e mezzo, 5
E sì, con un contratto di circa un anno e di 6 mesi, in caso di riscatto dovrebbe avere un contratto da circa 2 anni e mezzo, da circa 2 anni e mezzo, tre, più o meno questi sono, più o meno questo è il contratto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, ciao!